Prima l'annuncio delle dimissioni via social, salvo poi un ripensamento appena 6 giorni fa con l'intenzione di continuare il mandato. Adesso arriva la mozione di sfiducia che è stata approvata ieri sera dal Consiglio Comunale. Caterina Scalia non è più il sindaco di Montallegro. Si scioglie anche il Consiglio Comunale, con il paese dell'Agrigentino che così ritorna al voto. Il sindaco il 27 dicembre scorso aveva annunciato le dimissioni su Facebook per l'impossibilità politica di proseguire il mandato elettorale, aveva scritto. Qualche giorno dopo è arrivata la retromarcia, sempre sui social. Non lascerà questa comunità allo sbaraglio, aveva scritto. Ieri sera invece è stata approvata la mozione di sfiducia avanzata da 4 consiglieri comunali, ma votata all'unanimità. A presentare la mozione sono stati i 3 consiglieri di opposizione Giovanni Cirillo, Delia Todaro, Giovanni Angelo Panarisi e un consigliere che ha abbandonato la maggioranza, Vito Gioacchino Scalia. A votarla tutti e 10 consiglieri comunali. Quindi un sindaco è necessario, io l'ho provato in questo periodo. Quindi se questa amministrazione, questo consiglio si vuole prendere la responsabilità di portare un commissario, gestire un commissario questo comune, che lo faccia. Per me io sono qua pronta a sacrificarmi perché è un mio servizio, sacrificio e servizio per essere sindaco, non è gloria, le glorie non ci sono, c'è sacrificio e servizio. Io sono a disposizione. Naturalmente un sindaco da solo no, non è impensabile. Un sindaco da solo è impensabile. Mi appello al senso di responsabilità. In prima istanza ne abbiamo impostato una. Sono state difficili e non ho avuto possibilità di riflettere. Mi riallaccio a quello che avete detto poco fa, che poi ho avuto tempo di riflettere. L'ho scritto perché così lasciamo agli atti questo documento. Allora, le mie decisioni sono state sempre prese con onestà, nel rispetto e nell'interesse della mia comunità.